Bene, Venezia Tasting 2024, grande appuntamento anche quest'anno per gli amanti del vino e per i soci dell'AIS. Una giornata scandita dall'apertura con il memorial in ricordo di Dino Marti, un grande presidente che ci ha lasciato una grande eredità e molti insegnamenti. A seguire diverse masterclass con il consorzio del Custozza e poi con il consorzio della Valpolicella, per finire un'altra masterclass con i bordolesi veneti. Del resto si può vedere nell'immagine quanta gente, quanta partecipazione per le più di 90 aziende e più di 400 vini in degustazione, quindi un appuntamento imperdibile che proponiamo ogni anno e che anche quest'anno ci ha dato tantissima soddisfazione. Grande soddisfazione per l'accoglienza che riserva sempre la città, grande soddisfazione per le masterclass che sono andate esaurite praticamente sin da subito e soddisfazione per i banchi d'assaggio. Grande è stata l'affluenza, soddisfazioni di chi è intervenuto, di tutti gli appassionati, nonché delle aziende produttrici, aspetto questo molto importante. Bella anche la giornata meteorologica che ha permesso quindi ai fruitori di visitare il centro storico di Treviso con tutte le sue bellezze architettoniche, nonché i suoi locali, i famosi cicchetti. Una giornata fantastica che l'AIS aver portato delle degustazioni dei vari Custozza con delle annate differenti, dove si è sentito il territorio in diverse, espressioni, ma anche date per le annate. Per il Consorzio Tutela Vini Valpolicella è un piacere oggi essere qui a Treviso a questo bellissimo evento di AIS Veneto a presentare una masterclass sul Recioto della Valpolicella, un vino che oggi occupa una piccola nicchia a livello produttivo ma che rappresenta probabilmente il carattere più identitario della Valpolicella, perché parla del saper fare artigianale dei nostri produttori. Allora, in questa masterclass abbiamo cercato di enfatizzare come il terroir condiziona la qualità dell'uva e poi la qualità del vino che ci troviamo nel calice. E in questo caso Colli Colli Iberici, Breganze e Montello sono degli esempi assolutamente paradigmatici di come i bordolesi in Veneto, arrivati un secolo prima, e questo bisogna sottolinearlo, che in Toscana hanno reso grande questo blend di vitigni famosi nel mondo. Oggi è un momento importante per Treviso, per i trevigiani, per questo territorio e per questa realtà AIS Veneto di cui ho fatto parte. Io mi sento davvero grande emozione oggi aver potuto tagliare il nastro di questo che è una mia famiglia che mi ha fatto crescere, che mi ha fatto vivere tantissime emozioni. Di strada ne è stata fatta molta nei nostri territori, tra le nostre vigne e anche nella qualità del prodotto che noi oggi possiamo offrire nel mondo. Noi abbiamo una grande fortuna perché il territorio trevigiano, e grazie anche a questi maestri che ci hanno aiutato a fare un cammino insieme, un cammino per essere oggi grandi in tutti i mercati internazionali, perché noi oggi in terra trevigiana possiamo dire che dalle Grave alle Rive abbiamo dimostrato di essere davvero dei grandi, non più pionieri, ma dei grandi imprenditori che riescono ad affermare quello che è il loro prodotto. Poi questa grandissima squadra di sommelier ci hanno dato una grande mano con la loro sapiente pazienza, la loro sapiente raffinatezza di palati, di sensi, per essere sempre più grandi ed essere sempre di più una grande famiglia per contare sempre di più. Sì, torna Venezia Tasting a Treviso, una manifestazione culturale importante per far conoscere i nostri prodotti, i nostri vini, il nostro territorio e i nostri produttori, che sono gli artefici di queste vere e proprie opere d'arte che vengono presentate sulle nostre tavole e che, se accompagnate dai racconti e dalla storia di AIS e di sommelier, assumono tutto un altro sapore. Quindi ringrazio gli organizzatori, ringrazio AIS Veneto per questa importante opportunità che dà alla città di Treviso, ma in realtà a tutto il Veneto, e invito tutti i cittadini ad avvicinarsi al mondo di AIS e venire a conoscere Venezia Tasting, perché è un'opportunità di crescita culturale importante che ci darà anche l'orgoglio di appartenere a un territorio che sa esprimere attraverso i suoi prodotti dei valori davvero straordinari.